Si è aperta il 15 novembre la 44esima serie di incontri di cultura storico-politica a cura dell'Istituto regionale di studi europei, coordinata da Roberto Reale dal titolo Progetto Europa, integrazione o implosione. Il programma prevede 4 incontri durante i quali esperti professori, ricercatori e giornalisti tratteranno dell'attuale situazione politica europea e del futuro delle istituzioni comunitarie. Dottor Reale, perché in questo momento è importante parlare di Europa? È importante perché il tema è al centro praticamente della vita politica del nostro paese ed è al centro anche della vita politica di tutto il continente. La Brexit, come finirà il rapporto Europa-Gran Bretagna, il nostro rapporto con le istituzioni europee, la manovra economica, le scelte politiche che devono essere compiute. Ecco, noi abbiamo bisogno di vivere dentro una democrazia informata. Luigi Einaudi, economista liberale e poi Presidente della Repubblica, diceva che bisogna conoscere per poter deliberare. Ecco, noi siamo chiamati, come dire, a prendere decisioni importanti perché l'Europa così com'è non è che possa andare avanti moltissimo, così come ha funzionato nell'ultimo ventennio. È evidente che o si va avanti o si torna indietro, ma in ogni caso bisogna prendere, fare, assumere delle scelte consapevoli, sapendo di che cosa si va parlando. In che modo i cittadini dovrebbero prepararsi alle elezioni europee del prossimo anno? Beh, intanto, per esempio, partecipando a incontri come questo, cioè avendo le occasioni di ragionare, di riflettere, di acquisire informazioni. Il 26 di maggio si vota per il Parlamento europeo. Tenete conto che spesso queste elezioni europee sono state come un sondaggio sugli equilibri politici nazionali. Così sarà anche quest'anno perché inevitabilmente se un partito gode dei consensi questo si riflette anche su una scadenza europea. Però sarà importante che i cittadini chiedano innanzitutto al partito, alla formazione, al movimento nella quale si riconoscono cosa intenda esattamente fare per il futuro dell'Europa. In che senso? Nel senso proprio che siamo davanti a un bivio, a decisioni importanti, fondamentali, e allora noi qui vogliamo riflettere, ragionare, mettere insieme le idee, fare una specie di seminario multimediale proprio perché ci sia la possibilità di prendere queste decisioni sapendo a che cosa andiamo incontro. E in tutto questo i media che responsabilità hanno, specialmente nei confronti dei giovani? I giovani sono decisivi, quelli della mia generazione o comunque le persone che hanno, come dire, una certa età dovrebbero essere innanzitutto responsabili verso i giovani. Il futuro è delle generazioni ovviamente che hanno vissuto cose importanti come l'Erasmus, che hanno un'idea, come dire, sovranazionale, che si sentono europei. Ecco, noi non dobbiamo compromettere il futuro dei giovani. Già in queste settimane, in questi giorni, vediamo che c'è una grandissima attenzione verso i temi europei anche da parte dell'informazione. Sarebbe importante che ci fosse, come dire, la possibilità anche di documentarsi, di capire qualcosa di più, di andare un po' più a fondo. Insomma, i media hanno il compito di essere più profondi di quello che è il semplice confronto dei talk show. Non ci interessano le polemiche fine a se stesse, ci interessa che si portino elementi di conoscenza vera. È questo che interessa soprattutto ai giovani.